Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito, sicuramente molti staranno mangiando, però oggi, anzi ora, parleremo di questa intensificazione dei terremoti. Cioè in effetti ultimamente ci sono un sacco di terremoti proprio nel Mediterraneo, nel Tirreno, cioè proprio nel mare, diciamo Reggio Calabria, cioè tutto il lato sud diciamo, dell'Italia, in effetti trema ovunque. A Catania diciamo, l'Etna sta eruttando, ma poi ci sono un sacco di terremoti marini, diciamo così, che vengono diciamo, registrati cioè, nelle profondità dell'acqua, quindi in effetti qualcosa secondo me non va. Ci sono troppi terremoti, anche se sono di bassa magnitudo, non è questo il problema. Il problema è che ce ne sono tanti. Ciao Patti, ciao. Cioè questo è il problema, ce ne sono un sacco, qua si parla di 70, 80, sì, ma uno dice ma è normale, sì, però ultimamente stanno aumentando molto. L'Etna ha fatto 130 scosse, sì, ho capito di vulcano, tutto quello che volete dire voi, però 130 scosse in un giorno non è che credo sia tanto normale. Lo è in effetti nelle altre parti dove sanno che i terremoti sono frequenti, quindi però ultimamente nel nostro diciamo Mediterraneo ci sono un sacco, ciao Eleonora, di terremoti che stanno colpendo diciamo tutto il lato mediterraneo. Cioè qua non si parla, dice, ma non sono di magnitudo eccessivi, sì d'accordo, però io ultimamente guardavo tutte le scosse, Tirreno meridionale, oppure il confine tra, diciamo, la Grecia all'Albania, diciamo, mare Adriatico, nel confine, diciamo, dove sta il Marsili, cioè tutte queste cose, questi proprio luoghi particolari, anche perché ricordiamo che a Reggio Calabria, di fronte diciamo a Reggio Calabria, sotto ci sta il Marsili e quello è un mostro di vulcano. E allora hanno fatto una statistica, se eruttasse questo vulcano, il Marsili, che pochi conoscono, non tutti sanno che esiste diciamo, un terremoto, secondo me un vulcano sotterraneo, diciamo, che provoca terremoti nel Tirreno, diciamo, nel mare nostro, no? Il lato di Reggio Calabria. Quindi questo se diciamo eruttasse, diciamo che tutta la Sicilia, la Calabria e la Campania verremmo spazzati via tranquillamente. Forse io, forse che sto più alto diciamo, rispetto a Salerno, sto una frazione un po' più altina, forse riesco a salvarmi, forse, non lo so. Non è detto, poi dipenderà anche da che forza avrà. Ma comunque tutta la zona pianeggiante della Calabria, della Sicilia e della Campania, quella passa tutta. Cioè Salerno lungomare se la porta. Quindi diciamo che ci sono tanti terremoti, però bassa magnitudo, torno a ripetere 1,8, 2, 2,4. Ciao Alessandro, 2,6, per l'amor di Dio, anche a te, la festa della Repubblica. Però ce ne sono troppi, cioè leggi dice 24, dice 40, cioè ogni 7-8 minuti ci sta un terremoto. Terreno meridionale, Foggia, Reggio Calabria, è una cosa esagerata, diciamo. Lo so, bisogna pregare e pregare, però non credo che con le nostre preghiere, per l'amor di Dio, riusciremo a fermare queste cose, le diciamo. Cioè, o ci sta qualcosa che davvero di grande che influenza queste cose. Poi io ho letto a volte tante fesserie come possono essere verità, qualche, diciamo, chi pensava che il famoso Nibiru arrivava e poteva, diciamo, influenzare, diciamo, vulcani, terremoti, chi crede in tante teorie, ma ci sono tante teorie, non possiamo dire questo e quello. Ma voi vedete, ma pure prima ci stavano i terremoti, sì, d'accordo ragazzi, però non come... lo so, pure qui a Salerno, fortunatamente, ringraziando Dio, qui
Solo una volta è capitata ad Avellino e fece parecchi danni. Qui l'ha fatto. Ma quello è il problema. Questo è quello che voglio fare in questo video. Perché ci sono tantissime scosse da, come hai detto tu, da 1.5 al massimo 3. Perché? Perché allora io quello che penso io, no? Secondo il mio punto di vista è che ci sta qualcosa sotto che si muove, cioè qualcosa che fa muovere, o le placche sono in conflitto tra loro, oppure si stanno spostando, ma qualche cosa ci deve stare che non va. Oppure può essere qualche magma che cammina sottoterra e provoca tali scosse, ma cosa ci deve stare? Tipo quando fa a Napoli. No, guarda, non l'ho bloccata, incoronata, guarda, sta libera. Anzi, l'ho messo pure nei moderatori, penso un po' per farla stare, quindi l'ho messa nei moderatori appositamente per farla commentare. Più di questo non posso fare. Sì, ma te l'ho detto, io ho visto poco fa, perciò ho fatto questo video. No, no, guarda, incoronata sta nei moderatori, perché siccome non avevo nessun moderatore, non potevo aggiungerla. Allora ho detto la metto prima come moderatore, ciao Alessandra, la metto prima come moderatore così può incominciare a scrivermi e poi la metto nell'amicizia normale. Ora lei può pure cancellare, allora pensa incoronata, lei può anche cancellare i messaggi vostri, ad esempio, ti voglio far dire questo, quindi io stavo cercando un suo commento che ancora non ho visto per poi metterla come voi normale, per evitare. Brava, non sappiamo questa chi è allora. Adesso no, ma figurate ragazzi, io mi preoccupo pure io, a parte YouTube e cose, io non ci guadagno più nulla ragazzi, partiamo da questo. Lo faccio a scopo informativo, quindi è è una cosa che a me è sempre piaciuto, ma indipendentemente che ci guadagni o no. Quindi è una cosa pure mia, come pure i misteri, il paranormale, è una cosa che mi piace, però pure io certe volte vorrei capire perché. Ad esempio io lo dico sempre a tutti, voi dite la TV non lo dice, ma lo so benissimamente che la TV non dicono nulla. Non dicono nemmeno quando fanno i terremoti forti, ad esempio quando ha fatto quello del Perù, 8 ha fatto il telegiornale, l'ha detto, ma tanti terremoti di 6, 6 e mezzo non l'hanno mai detto. Dopo controllo di nuovo, ma comunque sai che cosa ho fatto? Sono andato da Elena Canelli, ho preso il suo, dove stava la sua immagine con la donna lì, l'ho aggiunta ai moderatori e ho detto così come commenta io la sposto nei gli amici normali, diciamo che possono commentare liberamente. E dopo controllo di nuovo comunque, oppure non è lei, che ti devo dire? Basta che non ho ma l'ho presa da Elena, capisci? Dopo comunque vado a vedere. Quindi ragazzi, non sappiamo perché ci stanno verificando tutti questi terremoti. Sì, sì, ma a parte pure nel mondo, sì, ad esempio poco fa c'è stato un terremoto di 6.0, mi pare, a Tonga Island, ma lì è normale per farti capire, quindi di 6.2, pensa un po', eh. Quindi in effetti ma ce ne sono un sacco ragazzi. Allora, l'ultimo che ti posso dire adesso te lo do in diretta 14.05, ma dipende ragazzi da quando ci stanno le notizie, siccome mi stanno cercando di censurare perché do le informazioni, allora non sto dando, capisci, ogni giorno terremoti, quindi cerco di farlo ogni settimana, ogni 3-4 giorni. Eccola qua, Rosa Mistica, incoronata. Dice alle ore 10 a Napoli, alle ore 4 a Palermo. Non è ripetitivo, perché allora YouTube mi condanna e dice che io sono ripetitivo. Ma di che sono ripetitivo? Ditemi. Se sono 5 terremoti diversi, di che edizione c'è? E allora sto cercando. Attenzione, è lei, sì, sì, incoronata, bloccala subito, è lei. Sì, sì, pure a me già ha bloccato tutto.
Sì, 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 è lei di nuovo, sì, stavolta si chiama Salerno by Night. Quindi ragazzi, tutti quelli che vengono aggiunti questa Salerno by Night la devono assolutamente eliminare. E sarà un problema di linea, che vuol dire ragazzi, sto urlando, quindi... Sì, sì, tutto a posto, Rosa. Quindi ragazzi, è un casino a finale. Terremoti si susseguono ogni 7-8 minuti, saranno di bassa intensità, non si mette in dubbio, però ce ne sono troppi. Qualcosa non va, non sappiamo, non possiamo mai saperlo, ma le cose di certo non stanno bene, quindi come sempre io vi terrò aggiornati, quindi diciamo che la situazione non è delle migliori, anche con l'Etna che ora sta eruttando, quindi speriamo che il Vesuvio sta sempre... sta- quello se fa mi porta pure a me ragazzi, appresso. Se invece la live è bloccata, no, no. Ciao Giuseppe, ciao Alessandro, voglio dire, ciao. È capace, capito? Perciò è meglio i messaggi della Madonna di Anguerra, sì, Luisa, sì, li ho letti, sì, sì. Però il problema, sì, d'accordo con tutte queste profezie e cose, però i terremoti secondo me non provengono proprio dalle profezie, perché sì, d'accordo che negli ultimi tempi ci saranno terremoti, sì, però questa diciamo è... Rosa, allora tu devi fare una sola cosa, stammi a sentire, te lo dico in diretta. Metti una foto di qualcosa che tieni in casa, tua particolare, che non può tenere nessuno, né io né incoronata, qualche Madonna, qualche cosa, perché se metti una foto in giro la posso copiare, tutti la possono copiare, capito? Quindi ragazzi, come sempre io vi terrò aggiornati. Sì, sì, l'ho vista, Rosa. Rimani quella là, perché quella là è difficile, sai perché? È difficile da copiare, non pensare, che non ce la fa a copiare. Quella non ce la fa perché non può andare diciamo sul rotondino, perché quando ci vai a cliccare sopra non la fai, sì, non la fai ingrandire per metterla diciamo nel tondo, quindi lascia quella lì che tieni. Ma vedi che guai che si è passate con questo, mamma mia. Comunque ragazzi, io vi terrò sempre aggiornati come ho sempre fatto, non lo farò tutti i giorni per problemi che avete detto che YouTube non vuole che si posta tutti i giorni, quindi ogni tanto comunque 2 o 3 giorni faccio aggiornamento sia quello dei terremoti che quello dei vulcani e che il meteo a finale, come ho fatto sempre. Metterò qualche video in più sulla cucina, su altre notizie, su qualche fatto accaduto realmente, giusto per fare questo, sì. Lo so, ma tu, io ho un anno, Rosa, che sto così. Ah, ok, va bene. Ok? Ciao a tutti ragazzi. Ok. Ciao, ok, ricordo, ho capito.